tra Russia e Occidente. Grazie professore. 36 anni fa la tragedia alla centrale nucleare di Cernobile, l'esplosione e la fuoriuscita della nube radioattiva che inquinò l'Europa. Tra poco ci collegheremo con Emma Farnet, che oggi ha visitato l'impianto insieme al presidente dell'Agenzia Internazionale Atomica. Vogliamo però prima farvi riascoltare il racconto che fece Sergio Zavoli nella città fantasma. La città era davvero morta, come ci avevano annunciato le guide. I palazzi erano vuoti e così le case, le piazze, i giardini, tutto insomma. Sotto le finestre erano ancora appesi qua e là degli indumenti, sulle terrazze vidi piante di fiori, un girello, una tavola per stirare, un triciclo, delle bambole. La mia prima impressione è stata bruttissima dopo l'evacuazione, quando la città era veramente morta. Adesso la situazione è migliorata. Qui lavora altra gente e il mio stato d'animo si è risollevato. Quando torno nella casa provvisoria dopo il mio turno, racconto con grande piacere come vanno le cose in città. Poco fa, attraversando la città, abbiamo visto sui balconi ancora dei panni stesi e addirittura delle biciclette e altri oggetti e segnali ancora di vita, evidentemente abbandonati all'ultimo momento, cioè prima dell'evacuazione. E come vi dicevo prima, oggi a Chernobyl per verificare di persona le conseguenze dell'occupazione russa è arrivato il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Andiamo in diretta dall'inviata Emma Farnet. Emma. E 36 anni dopo, davanti alle statue in onore di quei pompieri che tentarono di spegnere l'incendio alla centrale di Chernobyl, c'erano invece i pompieri che hanno fronteggiato l'avanzata russa nell'area. Tutti hanno raccontato, i soldati russi non avevano idea di dove fossero e anche se ce l'avevano hanno fatto razzia di tutte le attrezzature, dei computer, hanno scavato trincee, tagliato alberi in una zona dove la terra è radioattiva, non si dovrebbe neanche toccare. E Grossi dell'Agenzia Internazionale Atomica è andato proprio a dire: bravi, avete lavorato molto bene, complimenti, avete mostrato grande professionalità, grande patriottismo a queste persone che hanno davvero rischiato la vita in questi giorni e che tuttora lavorano a turni di 15 giorni per tentare di tenere in normalità la centrale di Chernobyl. Allora vediamo il nostro racconto e poi linea a voi. Ponti distrutti per andare a Chernobyl, la strada è così. Carri armati russi abbandonati, legna tagliata dove mai si dovrebbe toccare la terra. Rimangono i cartelli per i tour. Chernobyl, ecco dove entravano i turisti. 36 anni fa il disastro nucleare, così lo ricordano i pompieri che erano qui quando sono arrivati i russi. Alcuni sapevano che fare, ma altri non avevano proprio idea di dove fossero, dice Sergei. Azioni sconsiderate quelle dei russi, così le definiscono gli ucraini. Hanno dormito vicino al sarcofago del reattore. Vandalismo, dice Sasha che lavora qui. Hanno rubato e contaminato l'area. Il direttore Grossi in visita alla centrale con gli ispettori AIEA e attrezzatura per gli ucraini. Bravi, dice ai dipendenti. Ma le radiazioni, chiediamo, sono sotto controllo? The radiation level, is it under control? The radiation level, I would say, is normal. Il livello è normale, dice, ma quando se ne sono andati è salito per il movimento dei mezzi pesanti. Fuori dalla centrale si esce solo con un controllo e anche il nostro livello è normale. È stato catturato dalle forze ucraine Roman, il soldato russo che al telefono rideva degli